Come here, ass fuck. In alto i vostri cuori, su! Ah, siete delle merde. Dovete urlare, fomentarvi, ok? Fammi una prova, fate una prova di urlo. Dai! In alto i vostri cuori, su! Su! Fatemi sentire! Fatemeli sentire! Che questi cuori sono ancora capaci di battere! Che sono capaci di provare entusiasmo! Che sono ancora capaci di provare gioia! Che sono capaci di amare, cazzo! O vi siete lasciati convincere anche voi che la vita fa schifo, no? Che siete soli, disperati, no? Che tutto è brutto, che non va bene niente, che avete tantissimi motivi per essere infelici, no? Ecco, se questi motivi dovessero arrivare dai social, domani mattina voi prendete il vostro smartphone, appena alzate, e cacateci sopra! Così, cacateci sopra! Così se lo dovete usare durante il giorno, prima lo dovete pulire! E vi assicuro, vedrete solo i post strettamente necessari! E guadagnerete ore e ore di vita! Certo che io lo so che è difficile campare per i giovani. Perché? Perché in Italia, per ogni vecchio che non muore, c'è un giovane che soffre. Economicamente soffre tanto. Perché per ogni vita che non finisce ce n'è almeno un'altra che non inizia. E questa tecnicamente si chiama proprio pianificazione sociale a cazzo di cane, quale che è. Ora, se tutti quanti noi, e quando dico noi, dico i giovani dentro, cioè io, no? I ladri di gioventù, perché a natura è trasparente, in giovane si vede da fuori, no? È giovane fuori. Allora, se tutti quanti noi giovani dentro imparassimo a morire con più disinvoltura, cazzo, con nonchalance, l'economia ripartirebbe, e invece no, restiamo tutti attaccati alla vita, magari sbiascichi, no? Si capisce più che cazzo di senti? No, deambuli cionco col carrelletto da Ferrari, deambuli cionco ma resti aggrappati ai ricordi, perché? Perché vuoi trasmettere il senso della vita che tra l'altro non hai mai capito, e a chi lo vuoi trasmettere? A una badante straniera che nemmeno te capisce quando parli. E quello che è peggio è che occupi metri e metri quadrati di casa sottoutilizzati, non potendo più organizzare feste, cene, festiccioli, non puoi trombare, mangiare, un po' fa niente, perché te sei devastata i coronari col Viagra. Nonno, hai fatto schifo al cazzo! Tu dovresti essere soppresso, ma non con la dolce morte decappato, no, a bazzucate! Ciao, bello de nonno, mi sei venuto a trovare? Sì, nonno, affacciati un attimo alla finestra. Tutti i pezzetti di nonno sparsi per la cucina. Tanto sti cazzi andava rinfrescata. Se non fosse che nonno c'ha una bella pensione, una delle ultime, con la quale campa tutti quanti noi. Per cui lunga vita a nonno, marciamo coesi avanti con nonno e con nonna che gli sopravviverà perché ha fatto meno schifo al cazzo di nonno. Però nonno può insegnarci una grande verità, cioè ci può dire cosa significa fottere o essere fottuti dallo Stato, che è una grande esperienza. Ora, sapete tutti che ci stanno gonfiando de paure, no? E non siamo troppo belli, e diventeremo poveri, no? E chi? I ricchi. So i ricchi, che prima hanno devastato il pianeta per fare i loro profitti, e adesso ci accollano a noi tutte le catastrofi mondiali che hanno fatto loro, no? Dalla catastrofe climatica, quella economica, poi le guerre, ma pure la crisi demografica. Fra poco
E il povero Papa Francesco sarà costretto a affacciarsi a domenica all'Angelus, no, così nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e di quella puttana di nonna. Allora, regà, forse non mi avete capito o non mi sono spiegato bene io. Voi mi dovete scopare come ricci, senza preservativo. Rivalutiamo un po' quella sacra sborram. No, che voi con ste pompette meschizzettate ovunque menando serve. Gli dovete venire dentro. Derentum est coitum cazzum. Andate e scopatevi tutti.